Martedì 3 dicembre, San Francesco Saverio. È il 338esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 28 al termine. Il sole sorge alle 7:32 e tramonta alle 16:29. La luna si leva alle 10:03 e tramonta alle 17:52. Si chiude alla spicciolata, quasi alla chitichella, il congresso dei sovrani alleati, che aveva visto riuniti in Verona i monarchi dei principali stati d'Europa. Durato circa 2 mesi, il congresso non conseguì i risultati che si proponeva, anzi, segnò lo sfacimento della Santa Alleanza. In compenso fu caratterizzato da grandiosi festeggiamenti e dalle eccentricità di alcuni dei partecipanti, tra i quali la vedova di Napoleone, che portava un braccialetto formato con pietre della tomba di Giulietta. Le previsioni per domani. Nuvolosità irregolare al mattino, specie sulle zone montane, dove saranno possibili residue precipitazioni, neve oltre i 1300 metri. Nel pomeriggio tendenza all'attenuazione delle nubi, con comparse di schiarite anche ampie. Temperature in calo sulle zone montane, in aumento in pianura. Su costa e pianura limitrofa bora tesa e moderata. In quota venti moderati settentrionali.